la domanda di Dylan è forse più articolata, nel senso che lui, come peraltro, come proprio nella tradizione orale, la tradizione orale, la tradizione della ballata, non dice mai che i vecchi hanno torto e i giovani ragione o il contrario, ma pone solo una domanda: che relazione c'è? E quindi non ti dice che la storia va verso la libertà, come cantava un cantautore proletario Penzano. Quindi lui aggancia oralità scrittura, cultura popolare, cultura di massa, tradizione e visione futuristica. Cioè, è proprio quello che sta dentro, no? Che tiene insieme tutte queste cose. Lo stesso potremmo dire, che perdoni l'esterilizzazione, professor Portetti, che Bob Dylan è più vicino o meno rispetto alla crisi dei missili da Cuba. Ma, è un'esterilizzazione, ma non c'è dubbio, intanto fra l'altro è una cosa molto elementare, che pochi hanno ricordato all'epoca in cui è stato dato il Nobel a Dylan, cioè che per millenni la poesia è Ecco, buonasera, prego tutti di accomodarsi, che così possiamo cominciare questo giornato di omaggio e ricordo a Camilla Salvagoraggi. E io devo portare i saluti di alcuni assenti, in primis la comunità di Tiglieto, con i suoi vari personaggi, dal geometra Nervi, Michelangelo Pesce, la Fida Alessandra, che per vari motivi non sono qui fisicamente presenti, ma che so che ci seguono da remoto. Come vedo appunto che si è connesso, oltre che alcuni nostri soci, Franco Contorbia da Firenze, poi dovrebbe connettersi più avanti il professor Capecchi da Pistoia. E siamo in molti, poi porto anche i saluti di Mauro Caproni, che avrebbe voluto essere qui, ma appunto anche lui è a Udine, e ringrazio tutti quelli che qui sono in sala, sia anche i parenti, le nipoti Giuliana, Gabriella e Marcello Venturi, che sono venuti a farci compagnia. E do subito
più vicino, mi dice il regista. Ecco, l'occasione del ricordo a 8 mesi dalla scomparsa, e anche appunto l'idea che non sia, la nostra formula era quella così di fare degli interventi molto brevi, raccomando a tutti, siamo una quindicina di persone, quindi 5 minuti di intervento, magari leggendo un brano o con un ricordo, ma è anche l'occasione di presentare l'ultimo libro di Camilla, uscito da pochi giorni dalle edizioni Lindau, l'editore Quarantelli, l'editore di Lindau è qui a fianco a me, e un libro che, come sappiamo, lei ha scritto dopo la caduta del 1° marzo del 2021, ed è un reportage di vita ospedaliera e poi di questa caparbia riabilitazione, un libro così conquistato duramente sulla pagina, perché data anche i problemi legati alla diminuzione della vista, molto sofferto, e di cui non possiamo che ringraziare l'edizione Lindau di averlo appunto ora pubblicato. Io do subito la parola a Ezio Quarantelli, che avvia appunto questa giornata. Prego. Grazie molte. Beh, una brevissima storia di questo libro. Questo libro in realtà Camilla ha cominciato a immaginarlo mentre era ancora in ospedale, prendendo appunti che poi in parte le sono serviti, in parte no, ma comunque l'idea di consegnare ad un libro l'esperienza che stava facendo proprio risale ai giorni in cui era ricoverata. Dopodiché appunto è tornata a casa, è cominciata la lunga riabilitazione e direi fin da subito, piano piano, si è delineata la stesura del libro che avete fra le mani. Fatta con una fatica enorme, perché come diceva Stefano Verdino, Camilla era ormai semicieca e quindi non poteva più leggere, non poteva neanche più rileggersi, ma questo non le ha impedito ovviamente di scrivere, riscrivere, correggere, insomma di arrangiarsi in tutte le maniere per non cambiare il suo modo di lavoro. Il titolo l'aveva già un po' pensato quando è uscito il precedente libro, La quinta età, ma poi era caduto nel dimenticatoio. Questa volta invece l'ha riproposto con una speciale energia, cioè ci teneva proprio che il titolo del libro fosse Sazia di giorni, perché questo in realtà corrispondeva a quello che era il suo sentimento, cioè era stanca di vivere, anche se assolutamente mai doma, sempre combattente, no? Però in qualche modo sentiva, forse anche per la perdita della vista, che insomma il declino del suo corpo era tale da non poterla più sorreggere mentre continuava a scrivere. Io devo dire che osservandola nel lavoro che ha fatto per diversi mesi per arrivare a consegnarci questo libro, ho provato una grande e crescente ammirazione per il coraggio e la determinazione con cui ancora una volta si misurava con le parole, con cui ancora una volta si metteva in gioco, perché scrivere un libro, pubblicare un libro è sempre mettersi in gioco, esporsi, no? Devo dire che questo rivela anche un tratto suo che peraltro a me era già chiaro, ma che ho ritrovato con ancora maggiore chiarezza. Cioè la scrittura per lei era veramente il grande impegno della sua vita. Chi la conosceva superficialmente poteva pensare che da un certo punto di vista fosse così intelligente ed elegante, anche un intelligente ed elegante modo di occupare il tempo per una signora di ottima famiglia che conduceva una vita piuttosto agiata. Niente di tutto questo. La scrittura è stata veramente il centro della sua vita, l'impegno fondamentale della sua vita, la dedizione con cui lei ha
dedicato le migliori energie alla scrittura, no? Rivela questo con molta chiarezza. Poi è una persona che non ha mai assunto e non avrebbe mai assunto le pose da scrittore o da scrittrice con la S maiuscola, no? C'era sempre un understatement che in qualche modo, no, faceva davvero sembrare il suo scrivere un'occupazione gradevole, ma in realtà non è mai stato questo, è sempre stato un impegno, un grande impegno, un forte impegno. Io ogni volta osservavo appunto la determinazione con cui scriveva e riscriveva ancora. Prima di arrivare al computer c'erano pagine e pagine e pagine di rifacimenti dello stesso scritto, no? Questo perché nulla mai davvero la soddisfaceva, e anche questo suo stile che sembra talvolta molto così, molto leggero, molto facile, è in realtà il risultato di un grande lavoro. È quella leggerezza, quella apparente facilità che è proprio il risultato, il punto d'arrivo di un lavoro molto serio e rigoroso sul testo. Io forse ho già esaurito i 5 minuti e allora qui mi fermo. Intanto ho detto quello che mi interessava dire, che è anche una cosa che mi porto dietro, perché per me lavorare con lei, in particolare in quest'ultimo libro, è stata una grande lezione morale, oltre che di stile, oltre che di cultura. Grazie molte. Massimo, allora. Andiamo in ordine ora. Ringraziamo appunto l'editore Quarantelli che è venuto da Torino per questa manifestazione, e ora seguiamo un ordine alfabetico con Massimo Bacigalupi. Buonasera, allora la proposta di Verdino è che ognuno di noi legga un brano e io ho riletto recentemente un racconto lungo di Camilla Salvago Raggi, L'ora blu, che è stato ripubblicato dopo tante vicende nel 2009 dall'editore Aragno in una bella edizione. C'è una piccola prefazione di Camilla Salvago Raggi per questa nuova edizione, dunque di 12 anni fa, dove mi pare viene fuori lei, un po' anche le cose che abbiamo appena sentito così giuste dette dal suo ultimo editore. Lei dice nell'introduzione: questo libro ha una lunga storia alle spalle. Da principio, nel 58, era Mutti, un racconto né lungo né corto, quindi difficile da piazzare. Tant'è vero che non vide mai la luce. Come poteva? Avessi avuto altri racconti, ma non avrebbe servito comunque. Mutti esigeva uno spazio a sé, voleva essere autonomo, reggersi da solo sulle proprie gambe. Per cui restò lì, ma continuava a ossessionarmi. Non mi arrendo facilmente se credo in qualche cosa, e in Mutti credevo. La storia era vera, tempo di guerre e di bombe su Genova, io e mia madre sfollate a Quinto, alle spalle il Monte Moro, sede della batteria antiaerea della FLAC. Soldati e ufficiali della FLAC insediati all'albergo Lido, festicciolo all'albergo, fraternizzazione, più tardi frequentazione con un tenente, tale Adam. Ne ricordo soltanto il cognome. E qualcosa che non avevo saputo o voluto cogliere sul momento, tra lui e mia madre. In seguito avrei elaborato questo qualcosa e volli scriverne. Lo feci, ma come ho detto non funzionava. Nel 1976 ci tornai sopra una prima volta, poi di nuovo nel 78. C'era ogni volta un approccio diverso. In quella prima versione l'autobiografismo era evidente, forse un po' condizionante. Ero io che raccontavo, io che inconsciamente mi liberavo da un rancore antico. Quello per una madre incombente, invasiva, una Mutti che aveva col suo affetto trepido, ossessivo, segnato la mia infanzia e oltre, e nella quale d'un tratto avevo scoperto la donna, una vecchia, 60 anni, con atteggiamenti e civetterie da giovinetta, ai miei occhi di ragazzina più che scandalosi, ributtanti. Comunque, malgrado le varianti, il racconto non decollava.
Feci un altro tentativo nei primi anni '80, fallito anche questo. C'era sempre qualcosa che non mi convinceva, come una nota falsa. Nel 1988 dissi basta, misi via il manoscritto nel mucchio di tanti racconti incompiuti, dai quali però non mi sentivo di staccarmi. Ma ho la fortuna di abitare una casa grande e quindi di avere tanto posto, perché io tengo tutto, partecipazioni, inviti a concerti, dépliant, locandine. Un giorno mi dico li voglio buttare via, ma questo giorno non viene mai. E naturalmente conservo i manoscritti, i datiloscritti, le infinite versioni di storie, anche già pubblicate, gli abbozzi di romanzi incompiuti, o quelli compiuti ma lasciati a metà per stanchezza o addirittura per una sorta di nausea, fino ai primi scritti a mano su quei quaderni dalla copertina nera e le pagine rifilate di rosso che oggi non si vedono più. E dopo, quando sui 13-14 anni scrissi romanzi fiume, convinta di avere davanti un avvenire di scrittrice o quantomeno di poetessa. Per cui fate eccezione di una pausa di 10 anni in cui non scrissi niente, è quello cui ho continuato ad aspirare. Aver conservato quei manoscritti è stato un bene, tutto sommato, perché da questi ho tratto spunto per i libri futuri, quelli sulla mia infanzia, sulla famiglia, le case di famiglia. Per tornare all'ora blu, finalmente, e siamo agli anni 90, la ripescai e volli tornarci sopra. Questa volta trovai la chiave giusta, perché avevo capito che dall'io narrante delle precedenti versioni dovevo prendere la distanza, vedermi dal di fuori, cioè, e da lontano, diventare insomma la ragazza Paola. Da allora tutto filo liscio, erano le stesse cose, viste però da un'angolazione diversa, viste da un occhio adulto, soprattutto, e forse più indulgente. L'io delle versioni precedenti non era capace di perdono. Così nacque l'ora blu, da una costola di Mutti. Ecco, adesso l'ora blu, no, dice poi lei ha cambiato appena un po' di cose, no? I personaggi sono tutti veri, vero Willy, vera la signora Elvi, che è questa amica o conoscente molto fascista, che loro vedono quando vanno nei rifugi antiaerei. Solo leggermente aggiustate le situazioni, a cominciare dal mio interesse per Willy, questo sì del tutto inventato. Insomma, un mix di falso e di vero, che poi è stato sempre il mio modo di raccontare, partendo da un fatto reale e ricamandoci su. Ecco, questa premessa mi pare che sentiamo la personalità di Camilla Salvagoraggi, che noi è un monumento della scrittura, anche no, di quanto si è fatto nella cultura in Liguria nel secolo scorso, no? Anche in questo secolo. Ma noi però la ricordiamo anche come una persona sempre molto presente, molto franca, appunto, no? Molto diretta, senza nessuna chiusura, no? Molto curioso delle persone, forse anche la curiosità dello scrittore che cerca sempre di capire, di prendere degli spunti. E in questa sua introduzione sentiamo appunto questa sua capacità di raccontare se stessa così francamente, e la vediamo al lavoro, per cui questo conferma quanto è stato detto, no? Che lei era una lavoratrice indefessa. Il risultato poi finale è molto molto apprezzabile. Questo Ora Blu è una delle tante sue cose, no? E devo dire che lei ha sempre la capacità di interessare il lettore, di farlo leggere con piacere, no? E poi appunto questa sua franchezza si rivela anche nella sua, lei è molto critica, abbiamo visto nei confronti con la madre, no? Cioè tutto il racconto è questo confronto con una madre troppo invadente e così via, con l'intolleranza dell'adolescenza. Ma un'altra cosa che viene fuori in questo racconto è interessante, è che lei è anche molto autocritica nei confronti di se stessa bambina, dice che è sciocca, che non capisce niente, che è sempre quella che fa le cose goffe, non riesce a parlare con i suoi coetanei, fa sempre la brutta figura, molto diversa da quella straordinaria persona, sempre in fondo a suo agio con la vita in tutte le situazioni, che noi ricordiamo con tanto affetto e ad ammirazione. Grazie Massimo di questo primo intervento. E ora appunto Franco Contorbia da Firenze, vediamo se funziona il collegamento.
Io sono qui, mi senti? Mi sentite? Provo a parlare. Ho aperto l'audio e anche il video. Pronto? Stefano? Perfetto. Noi Dipenderà da vediamo voi. noi vediamo e sentiamo. Se vedete e sentite, allora incomincerò come segue. Sono molto grato agli amici dell'Accademia e particolarmente a Stefano Verdino, ma cercherò di non essere prolisso in queste cerimonie preliminari che non occorrono tra noi, per dire che non posso non essere riconoscente a Genova e a Stefano in particolare per avere convocato anche me. Mi sarei probabilmente offeso se questo non fosse accaduto, a ricordare una persona, prima che una scrittrice, che è stata molto cara a tutti noi e che ha occupato uno spazio non marginale in un lungo arco delle nostre esistenze, anche quando le possibilità di vederci erano ridotte al minimo e la comunicazione era di fatto circoscritta alla dimensione telefonica, che peraltro a Camilla era graditissima perché le sue difficoltà di ricezione venivano in qualche modo esorcizzate dall'impiego del cellulare. Comincerò anch'io con una citazione. Qualche volta agli amici che mi rivolgono la consueta domanda "come state?", rispondo con le parole che Salvatore Di Giacomo udì dal vecchio duca di Maddaloni, il famoso epigrammista napoletano, quando in una delle sue ultime visite lo trovò che si riscaldava al sole e gli rispose in dialetto: "Non lo vedi? Sto morendo". Ma non è già sul lamento, un lamento che mi esca dal petto, ed è invece una delle solite reminiscenze di aneddoti letterari che mi tornano curiosamente alla memoria e mi allegrano. Malinconica e triste che possa sembrare la morte, sono troppo filosofo per non vedere chiaramente che il terribile sarebbe se l'uomo non potesse morire mai, chiuso nella carcere che è la vita, a ripetere sempre lo stesso ritmo vitale che egli come individuo possiede solo nei confini della sua individualità, a cui è assegnato un compito che non si esaurisce. Sto citando, qualcuno se ne sarà accorto, la mirabile pagina liminare del soliloquio di Benedetto Croce, che per una di quelle coincidenze nelle quali mi piace riconoscere qualcosa di più che un segno del caso, ha appena rivisto la luce presso Adelphi. Potranno forse incuriosire chi ascolta le coordinate biografiche di Francesco Proto Carafa, duca di Maddaloni, nato nel 1821, morto nel 1892, dunque poco più che settantenne al tempo delle ultime visite del devoto Salvatore Di Giacomo. Occorre dire che la percezione della vecchiaia, anche se c'è il pericolo di scoprire l'acqua calda, è evidentemente qualche cosa di storicamente determinato. Se un settantenne, condizione dolorosamente sperimentata da molti di noi, poteva apparire come l'immagine stessa della decrepitezza a Salvatore Di Giacomo e a Benedetto Croce, ma non è questo il punto fondamentale. Italo Svevo ha pubblicato Senilità 6 anni dopo la morte del Duca, nel 1898, quando di anni ne aveva 37, e poi la novella del buon vecchio e della bella fanciulla a 65, ha lavorato al cosiddetto vecchione o vegliardo nell'ultimo anno, il 67esimo della sua vita, che di per sé non avrebbe autorizzato Lemmy come vecchione o come vegliardo.
Benedetto Croce ne aveva 84 quando ha redatto questo suo soliloquio, che naturalmente immette nell'orbita del nuovo e dolorosamente postumo libro di Camilla Salvago Raggi, simile e diverso dai molti che hanno reso inconfondibile la sua voce tra i narratori del secondo Novecento e del primo ventennio del secolo nuovo. Anche questo non è un dato di natura che sia sempre stato incontrovertibile. La signora, che per molti anni è stata conosciuta anche da noi come la compagna, la moglie del più noto scrittore Marcello Venturi, è stata proclamata in maniera che poté sembrare bizzarra e che era soltanto veridica la più grande scrittrice italiana vivente da Giovanni Pacchiano, con una mossa che ha spiazzato molti di coloro che obbediscono a schemi storiografici obsoleti. Credo che quel gesto, credo che la lunga dedizione di Giovanni Pacchiano a Camilla abbia contribuito ad allungarle la vita, non diversamente dall'attenzione e dalla devozione che le ha devoluto Ezio Quarantelli. Lui forse non lo ricorda, io no, ma in anni molto lontani, quando entrambi vivevamo tra Alessandria e quel territorio, ecco, nelle nostre, come dire, giovinezze forse illuse, ci siamo trovati qualche volta nei dintorni a condurre battaglie simili che oggi è caro ricordare retrospettivamente solo per avvertire la distanza profonda che ci separa da quel mondo. Ecco, Ezio Quarantelli ha avuto il merito in questi anni di dedicare a Camilla qualche cosa di più che una attenzione di editore, e il fatto che oggi noi leggiamo questo libro e lo leggiamo con sconfinata ammirazione, se posso usurpare le parole che Stefano Verdino ha usato venerdì scorso sul secolo XIX, lo dobbiamo anche e forse principalmente a lui. Stefano ha scritto su Sazia di giorni quello che andava detto e credo che pochissimo ci sia da aggiungere a quello che Stefano ha messo a fuoco. Cogliendo i tratti insieme disadorni e alti di un dettato che mai forse aveva attinto esiti di così sublime concisione, iscrivendosi con un rilievo eminente in un orizzonte non affollatissimo, quello della prosa di riflessione tra memoriale e morale sul tema della vecchiaia, non affollatissimo questo orizzonte, ma abitato da alcuni grandi testimoni del Novecento italiano e vorrei aggiungere piemontese. Penso al De Senectute di Norberto Bobbio del 1996 o, spostandoci indietro di un anno, Ho sognato l'ospedale della grande amica di Camilla, Lalla Romano. Un'altra grande amica di Camilla, Elena Croce, il riferimento non sembri inopportuno, appare non a caso nelle pagine di Sazia di giorni con riferimento alla lettura di L'infanzia dorata che innescò la loro amicizia. Con una differenza però tra le due amiche, Lalla Romano e Camilla Salvago Raggi, che io metto, come dire, a credito e sul conto di Camilla piuttosto che di Lalla, una differenza che a me pare capitale. La radicale rinuncia da parte di Camilla a quella addizione di sapienzialità, se posso esprimermi così, o anche solo di un po' aulica sostenutezza che del lavoro dell'ultima Romano costituisce lo stigma, nel nome delle ragioni di una essenzialità senza orpelli, quale decisivo predicato di una percezione delle cose interamente disincantata,
indifferente ad ogni ficella consolatoria o autoconsolatoria, percorsa solo dall'aspirazione a una autenticità non più passibile di mediazioni o di conforti. L'abbiamo ritenuta immortale, Camilla, e non poteva esserlo, ma di questo suo postumo dono possiamo solo esserle affettuosamente grati. Grazie Franco di questo breve ma davvero illuminante intervento su questo libro e su tutto il contesto che ne viene. Colgo l'occasione, questo intervento, che appunto mi ricordava Massimo Bacigalucco, l'Accademia sarà ben lieta poi di pubblicare negli atti i testi che brevi di questa giornata nei prossimi anni. Proseguiamo, il professor Capecchi non lo vedo ancora e quindi proseguiamo con, con Nicola De Mari, che è stato l'altro editore. Appunto ora Franco ha ricordato giustamente Ezio Quarantelli, ma anche il Canneto ha contribuito non poco in questi anni a questa vivace vecchiaia di Camilla. Direi è stato un dittico editoriale che è stato molto caro al suo cuore. Prego Nicolò. Sì, buonasera. Dunque, l'input era quello di leggere qualcosa, leggo però 2 parole. E io ho scelto 2 libretti che abbiamo pubblicato, ovviamente un po' di pubblicità bisogna anche farsela, anche perché sono abbastanza convinto che nessuno sarebbe andato a pescare in questi 2 libretti. Sono questi due piccoli libri, Fuoco Nemico e Non solo finestre, e lo faccio per un motivo, per 2 o 3 motivi. Il primo è perché Fuoco Nemico è stato l'esordio per noi con Camilla, me la fece conoscere Stefano, convocandomi a un convegno in via Balbi, mi ricordo, e lì con mia grande sorpresa Camilla con grande entusiasmo mi diede questo dattilo scritto, credo, e poi mi ringraziò molto negli anni. Mi piace dirlo perché dice tu mi hai un po' rilanciato, poi è finita ovviamente in ben altre mani che l'hanno resa più, però credo un po' che ho un po' il merito di averla fatta ripartire nelle librerie sia stato mio, sia stato nostro. Il secondo motivo è che questi 2 libretti in fondo fanno un po' sono una coppia che va bene insieme, e credo che siano 2 libri probabilmente un po' sottovalutati o non tanto osservati, che sono però dicono molto di Camilla, perché secondo me dicono un po' quella che secondo me è un po' la cifra di Camilla, che più che il memorialismo, e questo l'ho un po' sostenuto in quella raccolta di contributi scritta grazie sempre al contributo all'iniziativa di Stefano, scritta per lei, che lei purtroppo vide proprio all'ultimo, forse nell'ultimo momento in cui poteva ancora leggere, insomma. La cifra secondo me di Camilla è un po' quella dell'archiviazione di se stessa, no? Quasi un po' un'ossessione di cercare tutto quello che nella sua vita poteva essere tirato fuori, il tentativo un po' di esaurire un luogo parigino, no? L'idea stessa, il fatto stesso che lei usi anche molto la macchina fotografica, cioè proprio l'ansia, e in fondo quello che ci ha raccontato Quarantelli di questi suoi ultimi giorni, in cui ancora non smetteva di indagare su se stessa, sulla vita, no? Questa ansia che aveva di trovare tutto quello che era per lei spunto di racconto. Lei diceva di non avere fantasia, no? A me l'ha detto più di una volta: io non ho fantasia, non riesco a inventarmi delle storie, devo andare a pescare nella vita e ripartire da lì, dalla mia vita, dalla mia storia, dalle mie cose. Allora questi 2 libretti, leggerò proprio l'incipit, pochissime, mezza pagina per ciascuno, per far capire un po' questo suo modo appunto tra leggero ma in fondo sempre molto angosciato di non perdersi nulla, no? Di non perdersi nulla di quello che la circonda e con cui aveva a che fare. Da Fuoco Nemico leggo una mezza paginetta. Il titolo non tragga in inganno. Non siamo in guerra e nemmeno è scoppiato un incendio. Il fuoco è quello dei fornelli del mio cucinino, luogo di pena per me, che per fortuna
io uso solo quando le mie donne mi abbandonano, cioè la sera e le feste comandate. Allora, se non trovo qualche avanzo da riscaldare nel microonde, e già usavo il microonde, io non sono capace, non so se... devo per forza accendere il gas, e questo significa accudirlo, come le vestali accudivano il fuoco sacro. Sono distratta e se lo abbasso troppo si spegne, se lo alzo troppo se ne leva una fiamma che avvolge la pentola. Una volta che friggevo le patate si appiccò al foglio di Scottex sul quale stavo per rovesciarle, perché non avevo pensato a spegnerlo prima, e bruciò tutto, Scottex e patate comprese. Se poi faccio una minestrina ci vuole niente perché il semolino trabocchi e spenga il gas. Insomma, tra me e i fornelli non c'è feeling. Vado in cucina perché a una certa ora di sera mi viene fame. Se ho un ospite perché ha diritto non solo a una minestrina ma a un secondo, a certi doveri non si transige. Me lo ribadisco, ma lo ribadisco, il fuoco dei fornelli mi è nemico. È un piccolissimo quadro, ma ci dice tante cose del modo di approcciare le piccole grandi cose della vita. Il secondo, e finisco, è da Non Solo Finestre, che racconta un po' il suo ritorno ogni estate a Badia, in cui si chiede ma cosa ci vado a fare, però poi trova le ragioni per cui ci va, e soprattutto il libro poi è tutto un indagare la casa, andare a controllare le serrature, andare a vedere i gradini delle scale, andare a vedere i serramenti se funzionano, se si aprono le maniglie, eccetera, eccetera. E comincia così. Agosto, ovvero Badia. Un agosto senza Badia è impensabile. Certi riti vanno rispettati, anche se adesso che sono sola, quando scendo dalla macchina mi chiedo cosa ci sono venuta a fare. Dal momento che a campare ci sto bene e non avrei altro motivo per venire a Badia se non quello di un si è sempre fatto, cioè, ma sì, diciamolo, una forma di scaramanzia. Vado a Badia, ergo sono ancora in grado di andarci, di guidare, di gestirmi, di esprimere la mia autonomia. Ho detto vacanza. Notare come il termine suoni desueto al giorno d'oggi. Oggi si parla piuttosto di ferie, di ponti, di viaggi organizzati all'estero o in qualche città d'arte. È recente invece il termine vacanzieri, ma è solo una brutta versione di villeggianti che ai miei tempi imperversavano. Quando venivo a Badia i villeggianti riprendevano possesso, quando veniva a Badia i villeggianti riprendevano possesso delle loro casette, oggi sarebbero le seconde case, e ci passavano l'estate. Ecco, il concetto di vacanza oggi sussiste solo per le scuole, con i distinguo di qui sopra, retaggio dei miei tempi. E anche qui è il suo modo di guardare le cose insieme di ragionarci, no? Racconta, ragiona e con parole semplicissime, molto, molto molto asciutte, ci dà un quadro del suo modo di vedere le cose e di affrontarle. Io mi fermo qua, spero di essere stato nei 5 minuti e ringrazio. Perfetto. Grazie a Nicolò di questo intervento, appunto di questa piccola antologia che ognuno fa di Macmillan. Magari si ritrovano dei libri che compaiono più volte, ma il bello appunto è una scelta totalmente libera di un passaggio e di una meditazione. Ora Francesco De Nicola, che appunto andiamo in Francesco De Nicola, appunto ha studiato tanto soprattutto Marcello Venturi, ma anche Camilla, appunto è stato promotore di tante edizioni, soprattutto di Marcello, di racconti e varie cose. Prego. Grazie, buonasera. Io mi atterrò a quanto mi aveva chiesto Stefano, cioè una lettura di qualche pagina e con una brevissima introduzione e poi semmai aggiungerò un piccolo aneddoto. Bene, Camilla aveva pubblicato circa una mezza dozzina di romanzi ambientati tra Badia e Campale, nel Monferrato, con protagonisti, personaggi che si legavano molto alla sua storia familiare. Nel 1995 pubblica L'Ora Blu, se ne è parlato prima abbastanza, che è un romanzo del tutto lontano rispetto ai precedenti. Perché? Perché l'ambientazione è a Genova, in particolare a Quinto soprattutto, e la collocazione cronologica è nei primi anni della Seconda Guerra Mondiale. Andiamo dal 40 al 43 prima della
del 25 luglio. E quindi c'è una situazione del tutto diversa. Ci sono i soldati tedeschi, ma non sono i tedeschi della resistenza di Marcello Venturi, ma sono ancora i tedeschi che frequentano anche le famiglie genovesi, come appunto quella che è protagonista di questo romanzo. Vi leggo il primo capitolo e poi un pezzettino di un altro. Gli aerei passavano alti in formazione, uno stormo di uccelli in volo. Accompagnava il loro passaggio un rombo lugubre, ossessivo. Le sirene urlavano, una folla pazza di terrore si riversava per le strade. Passavano in quelle che i bollettini di guerra avrebbero chiamato ondate successive e ogni volta l'aria veniva squarciata dal fragore delle esplosioni. Solo poche ore prima, la ragazza Paola e sua madre si godevano in un cinema del centro il film E le stelle stanno a guardare, di cui entrambe avevano letto il libro, ma alla ragazza Paola era piaciuto di più La cittadella. Poi di colpo erano le 10 di sera, ma si sarebbe poi sempre parlato delle 22, le 22 del 22 ottobre 1942, l'orrore. Finora per la ragazza Paola, per la madre di Paola, per i vicini di casa di Paola e in senso lato per la città tutta, l'orrore sotto forma di bombe, di rovine, di morti si era manifestato una sola volta nello scorso febbraio. Dopodiché allarmi, sempre paura, ma una paura la cui morsa col passare dei mesi era andata via via allentandosi. 1940, 1941, 1942. Per la ragazza Paola, tutto sommato, una stagione felice. Andava a scuola, al cinema, a spasso con le amiche. La primavera aveva colori forti, fiori di pesco, mimose, la bougainvillea ammantava di viola muri e facciate, tra le macerie cresceva il tarassaco e persino le violette, e gli inverni, quando non tirava vento, erano lievi. A volte le accadeva di pensare sono in guerra, con un soprassalto eccitato, come se qualcuno le avesse stampato a tradimento un bacio sulla bocca, ma poi non si pensa soltanto, comunque non si pensa sempre a qualcosa che è parte della nostra vita, che ne costituisce lo sfondo naturale, quello stesso che oggi ritrova con un sovrappiù di lontananza, di tristezza e di grigiore nei documentari del tempo. Lacere truppe in ritirata, soldati dagli occhi foschi sotto la visiera dei passamontagna, ammantellati, infagottati, le molettiere ciondoloni, oppure colonne di uomini e di donne che spingono avanti arcaiche biciclette, sfollati, borsanieristi, staffette partigiani, o fortezze volanti nell'alto a espellere dal loro ventre le micidiali bombe che avrebbero raso al suolo la città. E allora i fiori di pesco, la bougainvillea, le mimose. Com'è possibile, si chiede la Paola di oggi, che le due cose potessero convivere? Eppure convivevano. Non solo, ma continueranno a convivere, sia pure in modo sgangherato e precario, anche dopo quel 22 ottobre. Che se poi la ragazza Paola vuol trovare una causa, sia pure indiretta, a quella che sarebbe rimasta per lei la sua storia con Willy, è lì, in quel 22 ottobre, che deve ricercarla. Passo poi rapidamente a Willy. Adesso Paola annega sotto i ricordi di Willy, del suo naso storto, delle sue orecchie a sventola, del suo sguardo che corre da lei a sua madre, sospeso al filo di un consenso, di una ripulsa. Lo rivede sulla soglia del villino quando, 2 sere dopo, si erano conosciuti alla festa di Capodanno del 1942, quindi all'inizio del 43. Era scesa ad aprirli, era l'ora di cena, anzi, erano già alla frutta, bucce di mandarino si ammucchiavano nei piatti, tanto che per lei l'odore di mandarino sarebbe rimasto per sempre legato alla persona di Willy, sostituendosi a quell'altro che era suo anche, ma più genericamente di chiunque vestisse una divisa, odore di panno militare. Con quell'odore sulle dita era scesa ad aprire il portoncino e lì stava Willy, 2 dita di berretto a mo' di saluto e gli occhi che ridevano di un riso felice e furbesco, come di chi si gode la sorpresa. Io, disse, è venuto fare tu una visitina. Un tu? E la ragazza Paola aveva colto e sentito in un lampo come un indice puntato addosso, un messaggio da leggersi, tu, non voi, che, privilegiandola,
faceva di lei il vero oggetto, scopo della sua visita. Dovette aver sorriso tra sé, poi quel sorriso dovette essere salito in superficie, perché se lo sentì sulla faccia, speculare al sorriso di lui, era più che contenta. Willy qui, venuto qui per lei. Dall'alto dei gradini intanto si era affacciata sua madre. Chi è? Aveva chiesto inquieta per un'assenza che secondo lei stava protraendosi oltre il dovuto. Poi la risposta della ragazza aveva ripetuto: ah, il tenente, ma con tutt'altro tono, come se la parola tenente fosse servita non solo a rassicurarla, ma a darle sollievo. Avanti, avanti, si accomodi, Paola, non tenerlo lì sulla porta. Premurosa con lui, brusca con lei, e tanto più brusco e offensivo parve alla ragazza Paola trovarsi sbalzata dal ruolo di bambina, vezzeggiata e coccolata, a quello di un subalterno inetto, cui ricordare i suoi doveri, e non tenerlo lì sulla porta. Ecco, credo che queste pagine ci abbiano aperto una dimensione nuova di Camilla, che noi avevamo collocato proprio in uno spazio preciso, collocato a un ambiente, forse a questi illustri antenati. Paola rappresenta una ragazza qualunque in tempo di guerra, quel tempo di guerra che altrove forse aveva raccontato suo marito Marcello Venturi, con la sua crudezza e la sua drammaticità, con altre parole. Voglio aggiungere un piccolo aneddoto. Ecco, io se sono qui adesso, credo di doverlo in parte a Camilla, perché il 14 agosto del 2018 mi aveva invitato a colazione a Badia e con il suo modo gentile di essere severa mi aveva raccomandato e non fare come al solito che arrivi subito prima di metterci a tavola. E allora avevo detto, va bene, questa volta partirò mezz'ora prima ed ero passato sul Ponte Morandi alle 11:05. Tutto qui. Grazie Francesco. Io su quel ponte sono passato alle 11:30 di quel giorno, quindi ancora più rischiosamente. Bene, continuiamo. Ecco, Camilla, come sappiamo, ha pubblicato occasionalmente alcune poesie nella sua vita e non poteva non essere appunto un editore squisito di poesia come Giorgio Devoto a non accoglierla nelle sue edizioni, no? Dove oltre a questo bellissimo volumetto in confidenza, appunto, Giorgio ha anche pubblicato questo bel epistolario tra, giusto prendendo la questione delle ragazze, tra Camilla Salvagoraggi e Beatrice Solina Sdonghi, quindicenni, diciassettenni. Prego, Giorgio. Ovviamente per evidenti motivi parlerò da seduta. Conobbi Camilla Salvagoraggi. Sì, mi sembra, sentite, no? Dicevo, io ho conosciuto Camilla Salvagoraggi moltissimi anni fa in occasione della pubblicazione di un'antologia dei poeti di Resine, quell'antica antologia, quell'antica rivista che Adriano Guerino, Vico Faggi e tutta la compagnia appunto dei resinosi, come ci chiamavamo tra di noi, aveva voluto mettere insieme per far vedere tutti quanti avevano collaborato con Resine. Io non conoscevo la Salvagoraggi, venne Guerini con la Salvagoraggi appunto e la Solina Sdonghi in Galleria de Meglio, allora con la Galleria d'Arte, e a prendere le prime copie di questa antologia dei poeti di Resine. E furono tutti soddisfatti dell'esito tipografico del volume, e da allora poco alla volta l'amicizia con la Salvagoraggi, Guerini e Solina Sdonghi erano già più amici, tanto più Guerini, proseguì e divenne sempre più stretta, perché in effetti era una signora molto gentile, molto disponibile,
parlava molto al telefono, io normalmente dopo un po' passavo mia moglie perché così loro andavano avanti per mezz'ora senza problemi, per me invece mancava proprio il modo di proseguire questi discorsi telefonici e quindi andavamo spesso poi a Campale a pranzo da lei, si parlava di tantissime cose, naturalmente di libri e di autori e di questo e quello. Io avevo avuto il piacere di conoscere Marcello Venturi, una persona molto modesta, molto umile, addirittura come atteggiamento era una persona di una squisitezza, di una squisita cortesia, e si avvicinava con grande rispetto verso gli altri. Io lo ricordo con grande affetto perché era una persona veramente squisita. E tant'è vero che poi quando mi capitò di essere assessore alla cultura, organizzai proprio a Tiglieto un ricordo di Marcello Venturi, cosa che fece contentissima. Non avevo detto nulla a Salvago se non all'ultimo momento, tant'è vero che ne fu veramente molto molto soddisfatta e contenta. Con la Camilla ebbi anche dei rapporti, appunto, chiamiamoli così, istituzionali e anche simpatici, perché come voi sapete lei era proprietaria della Badia di Tiglieto, che in qualche modo rientrava nelle competenze della provincia e di conseguenza dell'assessore alla cultura del sottoscritto. Quindi andavo e mi ricordo che una volta, per raccontare un aneddoto abbastanza simpatico, mentre eravamo lì si parlava dei lavori che Camilla si era detta disposta a sostenere, ma che non erano certamente da poco, e l'amministratore dei suoi beni, rivolgendosi a lei, disse: qui Marchesa bisognerà vendere qualche podere perché altrimenti non ce la facciamo. E Camilla, ridendo, si è volta verso di me e dice: vedi, io non vivo di rendita, vivo di vendita, quando bisogna vendo qualche cosa. Mi è rimasto impresso questo modo di essere molto così spiritosa anche in queste cose. Naturalmente poi approfittammo dell'occasione di questo dono da parte della Salvagoraggi e in provincia organizzammo anche per i 90 anni una festa dove ci presi delle attrici che lessero delle pagine appunto della Salvagoraggi, e dove alla fine arrivò una bambina con una grande torta con su scritto 90 anni e un'unica candela fatta. Mia moglie mi sta ricordando che effettivamente avevamo fatto fare una torta a forma di libro, era un libro aperto in cui c'era questa candela che la Camilla poi ho dovuto spegnere. Cosa posso dire? Non voglio rubare troppo tempo, ma ancora 2 o 3 cose volevo dire su questa donna che io ho molto molto apprezzato e che credo tutto sommato apprezzasse anche il sottoscritto. Ah sì, questo. Una volta Stefano Verdino mi venne con questi 2 quaderni che vedete, ve ne faccio vedere uno ma è uguale, in cui la Camilla bambina, ragazzina, ha riportato le lettere che lei scriveva alla Solina Sdonghi e che la Solina Sdonghi rispondeva. E quindi c'è tutto questo epistolario da dove cominciano ad apparire i primi amorazzi molto platonici. Ho visto Andrea, non mi ha guardato, però è lo stesso, forse non so se mi piace, poi ho visto tal'altro e così seguito. E poi naturalmente avevano questa frenesia dello scrivere, ambedue dovevano fare le scrittrici, lo dicevano già da giovanissime, tant'è vero che appunto la Camilla Salvagoraggi aveva scritto anche dei romanzi lunghissimi, romanzi fiume, perché da queste lettere traspare appunto questa voglia di essere scrittrici, sia l'una che l'altra. Poi hanno mantenuto evidentemente le promesse. Una volta, in una delle tante occasioni in cui fummo a tavola da lei, parlando della prosa eccetera, le ricordai, dico: come mai che non hai più scritto poesia? Mi ricordo che quelle che avevi fatto su Resina erano piuttosto belle. E lei mi diceva: no, ma io le scrivo, è che mi vergogno un po', nel senso che le considero una cosa molto privata, quindi non mi sembra il caso di parlarne. E naturalmente, essendo io specializzato in libri di poesia, pubblico soltanto poesie e saggi sulla poesia e non altro, salvo una nuova collana che ho fatto da qualche anno che si chiama I libri possibili, ma è un altro discorso. Pretesi che mi andasse a prendere qualche poesia, cosa che fece con una finta titubanza, perché tutto sommato le faceva piacere, me le fece leggere, mi piacquero veramente molto,
e pubblicammo un libro intitolato In confidenza, dopo tantissimi anni di silenzio, diciamo così, poetico. E allora, per fare un regalo un po' particolare, a me piacciono fare le edizioni un po', diciamo, speciali, un po' curate, feci fare una tiratura di 50 esemplari dove c'è questa legatura, come voi vedete, che è una legatura antica, bisogna fare la mano una a una, ma che tutto sommato c'è addirittura, feci fare su carta da pacchi, feci fare l'etichetta, insomma era una cosa che la colpì molto e le fece moltissimo piacere, perché non se l'aspettava e mi disse: nessuno mai, e questo mi fece molto piacere, nessuno mi ha mai fatto un libro così bello. E questo fu senz'altro un motivo di orgoglio da parte mia, perché mi ero reso conto che quanto scriveva di poesie, le poesie erano piuttosto molto riservate, era una questione personale, quindi il fatto di avermele date e tutto quanto, ancora tutti gli autografi che mi regalò nel mio archivio, mi faceva particolarmente piacere. Si potrebbero dire tante cose su Camilla, non voglio allungare i miei tempi, mi limito a leggere, se non vi dispiace, nonostante io non sia un grande lettore, una poesia che Camilla scrisse molti anni fa, nel 2017, ispirata al marito, oramai morto come sapete, Marcello Venturi. E mi piace in questo ricordare ambedue, perché io di Marcello Venturi, appunto, nonostante questa sua modestia, questa sua ritrosia nel porgersi, e avendo fatto e facendo così contenta, veramente credo che più gli abbia fatto piacere più questo convegno che organizzai come assessore della provincia a Tilieto, forse la cosa che le fece più piacere di tutto, perché effettivamente avevo un rapporto con lui, nonostante avesse oramai trascorso, fossero trascorsi molti anni dalla sua scomparsa, il rapporto che aveva era ancora con una persona presente, con uno spirito presente, con un qualcheduno che non era completamente andato fuori di casa, che era ancora in casa e lo sentivi. E questa poesia in fondo può dare un'idea. E ripeto, scusate per come leggo, ma abbiate pazienza, pensate alla sostanza di quello che ha scritto. Sì. La notte in sogno, amato ti rivedo, forse in risposta al mio bisogno di averti ancora accanto, tu ritorni e sei vivo, consueti i tuoi gesti, quelli che dici e che fai. Davvero che la morte non cancella mai del tutto il nostro quotidiano, ce lo restituisce in sogno e noi grati lo accettiamo. Grazie. Grazie Giorgio, sia per la testimonianza, sia per la lettura e per le edizioni. E ora appunto proseguiamo appunto il nostro ricordo con Marco Doria, che è stato amico di famiglia, che ha conosciuto Camilla fin dalla più tenera infanzia, con dati i legami familiari soprattutto di suo padre. Comincio con la lettura, seguendo le indicazioni del regista. La biblioteca di sceneggiatore. Allora, partiamo. La biblioteca di Badia era per me unica nel suo genere, perché totalmente percorsa da grandi armadi a vetri, libero solo lo spazio delle finestre. Era chiaramente la biblioteca del bisnonno, cattolico liberale, con gli annali cattolici, rivista da lui fondata insieme all'amico Manfredo da Passano, e tanti autori esponenti di quella corrente di pensiero: Angelo Brofferio, Cesare Cantù, Niccolò Tomaseo, Félix Dupanloup. C'era comunque una magia tra quegli armadi a vetri,
penombra, silenzio, odore di polvere e di vecchi libri. Vi si avvertiva la presenza di vite trascorse a compulsare quei libri, a prendere note intingendo la penna in un vecchio calamaio nella poca luce. Non so se ho detto che fino al 2000 a Badia si viaggiava a candele. E le mie incursioni in biblioteca erano un rito che si è ripetuto, non solo quando era vivo il nonno, ma ogni estate dopo la sua morte, assiduità premiata il giorno in cui, puro caso, infilando la mano tra i libri di un certo scaffale, sentii qualcosa oltre il vuoto dietro ai volumi. Qualcosa che quando riuscì a estrarlo si rivelò come un gruppetto di mini libri, per la precisione 8 agendine trimestrali, e su ciascuna c'era scritto memoriali e una data, 1882 e 1883. Sono righe che ho letto dal libro, non l'ultimo, il penultimo, Camilla Salvagoraggi, Un tempo lontano, vita di Giuseppe Salvagoraggi, edito da Lindau nel 2021, quando la scrittrice aveva 97 anni. Un libro sul nonno, e da cui parte la mia riflessione, cui ho dato un titolo. Il titolo è I viaggi e le radici. I viaggi di Camilla, nel tempo e nella storia. Una storia che lei cerca sempre di ricostruire, di rappresentare con grande scrupolo. Si muove in contesti storici, colloca tante delle sue storie in contesti storici che descrive in maniera scrupolosa. La storia quindi ha una sua importanza, ma l'oggetto ricorrente dentro i contesti è un suo percorso di ricerca costante come scrittrice. Può essere uno degli oggetti principali è la famiglia, o meglio le persone componenti della famiglia, ma non soltanto, alcune persone in particolare ritornano. Il nonno, cui è dedicato appunto il libro da cui ho fatto la lettura, è uno di loro, e anche le persone sono viste con scrupolo, sono rappresentate con scrupolo unitamente a una grande sensibilità. Scrupolo e sensibilità. Camilla è interessatissima a comprenderne psicologia e carattere. Viaggi nel tempo, nella storia, ma anche viaggi nella letteratura. Questo è un altro viaggio che Camilla faceva nelle pagine dei libri che andava a cercare girando per la biblioteca del nonno di Badia, i libri letti, le storie che questi libri raccontavano, e questo suo viaggiare era un viaggiare che la portava in tempi diversi, in luoghi diversi, ed era lei che viaggiava essendo una persona molto legata a case specifiche, a un territorio specifico, Badia e Tiglieto, eppure viaggiava e faceva viaggiare noi lettori. Quindi viaggiavamo anche noi leggendo i suoi libri. C'erano i suoi viaggi e c'erano i nostri. Nei viaggi di Camilla, in cui ci accompagnava, noi avvertiamo costantemente la sua presenza. Ci sono le divagazioni, anche in questo libro a un certo punto dice a pagina 89, tende a divagare, lo so, queste divagazioni sono un modo in cui lei passa dalla storia che racconta a un'altra storia che racconta, che è la storia di se stessa, a evidenziare e a suggerire una sorta di ricerca costante sulle radici su se stessa. Questo è un altro dei temi di fondo che la caratterizzano, in una riflessione sulla vita costante, e in questo cercare se stessa, raccontare se stessa, noi la ritroviamo. Ne ritroviamo la sua, direi, straordinaria curiosità e cultura, ritroviamo il suo sguardo che non è severamente giudicante. Si era parlato all'inizio del giudizio che dava, che poi si è temperato. In realtà io dico non è severamente giudicante, perché prevale sempre la voglia di capire le persone, prevale sempre la voglia di capire le persone che fa aggio sul giudizio.
la voglia di capire da parte di una persona che si distingue per una straordinaria modernità. Una persona che è mancata a 90 anni, che è vissuta a lungo, che ha percorso quasi un secolo, ma straordinariamente moderna. In questo libro, parlando della storia del nonno, parla tra le altre cose della rivolta dei Boxer, della Cina nel 1900, della repressione che è seguita alla rivolta dei Boxer, dando giudizi di tipo storico sul rapporto tra Occidente e Oriente, giudizi equilibrati, con attenzione a questioni che sono oggi all'ordine del giorno nel dibattito pubblico. Fa riferimenti alla cancel culture, al politically correct, estremamente moderni. Ed è una donna, quindi una scrittrice, che guarda alla storia, al passato, ma che è saldamente, splendidamente nel presente. Grazie. Grazie Marco, perché in effetti i viaggi intorno alla mia camera, per un titolo di De Mestre Fratello, che era un libro che piaceva molto a Camilla, è proprio un percorso all'interno della sua esperienza, così come appunto certamente la modernità. Lei certo era legata alla tradizione, ma era decisamente una modernista in tanti aspetti, anche il fatto di essere una quasi centenaria che usava, anche se pasticciando, il PC. Non credo che appunto tanti dell'anagrafe del 24, nati nel 24, potessero appunto competere con lei in questo ambito. Poi Netflix, tutte le tecnologie, era sempre pronta ad averle. Non so, Laura Guglielmi è qui? Eccola, perché appunto non l'avevo vista. Ecco. Buon pomeriggio a tutti. Ho sempre pensato che se Camilla non avesse vissuto appartata nell'entroterra ligure, sarebbe stata molto più conosciuta come scrittrice in tutta Italia e forse anche di più all'estero. Come sappiamo, ha trascorso gran parte della sua vita a frugare nei bauli di famiglia, a leggere, a studiare, a ordinare le carte che aveva lasciato il nonno, le fotografie della nonna, per portare alla luce, con lo scopo di portare alla luce un paesaggio scomparso, un mondo ormai perduto, per dirla con Italo Calvino, che tra l'altro le era coetaneo, mi sembra avesse un anno di più. Che quel mondo ormai perduto che della Badia di Tiglieto al casotto di caccia di Gattazè. Il casotto di caccia di Gattazè si trova proprio sul sentiero che parte dalla Badia e arriva fino al Brick del Dente, attraversando l'alta via dei Monti Liguri. Un sentiero che ho fatto e che vi consiglio di fare, perché la cappelletta di Gattazè che si è salvata è davvero inconsueta nell'architettura ligure. Ha una struttura in pietra, ma ha una base circolare. Delle foto che Camilla mi ha mostrato di Gattazè della fine dell'Ottocento, le foto fatte da sua nonna Camilla, non c'era nemmeno un albero, ma solo un vasto prato. Ora è circondata da un bosco fitto. La casa di caccia distrutta da un incendio possiede poco più che le fondamenta. Come tutti sapete, Gattazè è protagonista del romanzo Prima del fuoco. Ormai sono decenni che il mio lavoro di ricerca ruota intorno alla relazione tra letteratura e paesaggio, con particolare attenzione alla memoria dei luoghi, a quello che i luoghi hanno da raccontarci e a come gli scrittori li raccontano. Ne hanno viste tante di vicende umane i luoghi e la letteratura ha tra i suoi compiti anche quello di riportarli alla luce. Un saggio illuminante in tal senso è quello di Antonella Tarpino, Geografia della memoria, case, rovine, oggetti quotidiani. Se avesse conosciuto Camilla Salvagoraggi, probabilmente le avrebbe dedicato un capitolo.
Ricordo la prima volta che incontrai Camilla per intervistarla. Ho ancora la cassetta in VHS con le immagini girate nel prato della Badia, dove siamo solo noi due con l'operatore. E poi campale con lei seduta sul divano con Marcello. Indossava un abito alla marinara, per dirla con Susanna Agnelli. Tante le inquadrature che facemmo in quell'occasione mentre sfoglia l'album di fotografie di cui ho appena accennato, della nonna Camilla, della stessa Badia o di Gattazè della fine dell'Ottocento. Erano le mie prime interviste video ed ero alle prime armi. E vorrei raccontare un'altra cosa, poi concludo leggendo un brano. La invitai una volta a scrivere un testo per un volume che curai per la Fondazione Carige insieme a Sergio Bonadonna, allora caporedattore della cultura del secolo XIX. Ricordo che a quei tempi la fondazione, gestita da Rita Testa, aveva messo in piedi iniziative internazionali come il Centro di Cultura Europeo, che forse i più giovani non ricordano. Con lei invitammo a scrivere per il volume intitolato I fiori raccontano, che è questo, anche Francesca Mazzuccato, Ernesto Ferrero e Nico Orengo. Scrisse un bellissimo brano che si intitola Il ciclamino di Natale, e siamo in tema in questi giorni, dove racconta la sua totale mancanza di pollice verde. Un brano ironico ma sapiente, dal quale trapela una grande conoscenza per la botanica. E dico una cosa, un aneddoto che mi fa particolarmente tenerezza, magari scherzando, magari era vero, però per anni mi ha ringraziato anche in pubblico, perché in quell'occasione la Fondazione Carige la compensò con 1.000 euro. Tutte le volte che la andavo a trovare mi ricordava che aveva comprato il suo primo computer con quei soldi. Ed è con questa tipica nonchalance che spesso Camilla parlava della sua penuria di soldi, come ci ha ricordato qualcuno che è intervenuto prima. E un tratto, forse, la dico lì, la dico grossa, che ha magari sempre distinto i borghesi dagli aristocratici. E tante volte mostrava la sua preoccupazione per non riuscire a star dietro come voleva alla manutenzione delle sue case. A Campale scaldava solo le stanze dove viveva, prima con Marcello e poi purtroppo da sola. Allora concludo il mio intervento leggendo qualche stralcio che ho insomma riaccomodato perché è lungo, di questo brano di Camilla pubblicato su questo volumetto. C'è chi ha il pollice verde, chi ce l'ha nero. Io, ahimè, appartengo a questa seconda, certo deprecabile categoria. Eppure vivo in campagna, vivo in una casa che ha intorno un giardino e intorno al giardino un bosco scosceso, folto di alberi cresciuti tutti in altezza, come spingendosi l'un l'altro in cerca di spazio e di luce. Sì, in un giardino come questo, un patito di giardinaggio ci andrebbe a nozze, gli basterebbe avere il pollice verde, che io non ho, né in giardino né in casa. In casa ho un pessimo rapporto sia con i fiori sia con le piante in vaso. Non so trattarle e loro in qualche modo devono sentirlo, se è vero che anche con le piante si può stabilire un dialogo. Non c'è compleanno, onomastico, festa comandata che non riceva mazzi incellofanati e non c'è volta che io guardi quei fiori e quelle piante senza una stretta al cuore. Perché so, e anche loro lo sanno, che con me avranno vita breve. Basterà una notte perché le rose pieghino i loro bocci appena rischiusi, perché i fiori delle gardenie ingialliscano, quelli delle azalee si facciano bruni. Avrei dovuto bagnarle subito, trasportarle dal salotto riscaldato in una stanza più fresca, dire loro qualcosa di carino, tipo state tranquille, non vi amo, ma nemmeno vorrei vedervi morte.
Qualcosa pure devo aver fatto di sbagliato se gli amici a Pasqua mi dicono: pensa ancora al tuo ciclamino di Natale. A me è tanto se da Natale arriva l'Epifania. A questo punto mi vergogno a confessarlo, preferisco i fiori finti, di carta o di stoffa che siano. Ce ne sono di bellissimi, vi assicuro, i quali almeno non prendono attenzione di sorta o parole di incoraggiamento e di conforto. Insomma, l'ho detto, con fiori e piante proprio non ci so fare. Grazie Camilla per esserci stata. E grazie Laura per averci riproposto questa pagina di grande spirito, un po' come anche era quello di Fuoco Nemico, da questo testo su questo volume, che appunto sicuramente c'è tutta anche una scrittura dispersa di Camilla, al di là dei suoi libri, in vari contributi, che merita attenzione. Si è collegato, credo, il professor Capecchi da Pistoia. Eccolo. Ci senti? Sì, buonasera a tutti, sento bene, sì. Ecco, niente, allora se vuoi fare il tuo breve intervento. Grazie. Intanto mi scuso se mi sono collegato da poco, però ci tenevo a salutarvi, ci tenevo a essere appunto presente in questa occasione. Ringrazio Stefano Verdino per averla organizzata e promossa, e tutti gli altri, ma mi scuso, ecco, per non averli ascoltati, ho sentito soltanto questo ultimo intervento. Io diciamo, pensando all'appuntamento di oggi, che avrebbe riunito, ecco, amici di Camilla, lettori di Camilla, mi sono in qualche modo preparato leggendo anch'io, rileggendo alcune pagine di Camilla, e in particolare ho riletto uno dei suoi racconti, Prima o Poi, che ha dato il titolo anche ad una sua raccolta, e poi che è stato raccolto da Camilla più recentemente in un volume, Amore che viene, amore che va, appunto, nel quale ha riproposto una serie di suoi racconti di tempi e di periodi diversi, perché pensando appunto a Camilla che non c'è, ecco, la riflessione era sul fatto che da quando Camilla scrive, non voglio dire dai testi di quando era bambina, perché forse è troppo presto, ma almeno da Dopo di me, ha sempre pensato al momento in cui appunto non ci sarebbe più stata. In anni più recenti, per esempio con un racconto come Prima o Poi, però anche in Dopo di me. Ecco, le altre pagine che ho riletto in questi giorni sono appunto le pagine del romanzo del 1967, che sicuramente avrete già rammentato, ricordato, e che lei rammentava sempre come un po' l'inizio, ecco, della sua strada di scrittura, ecco, l'aver capito che si poteva raccontare la storia personale, la storia familiare, che si poteva raccontare le proprie case, i propri oggetti, per poi raccontare attraverso questo microcosmo, attraverso queste piccole cose, l'esistenza in generale, la vita in generale. E appunto leggendo alcune pagine di Dopo di me, pensando che è iniziato, ecco, il dopo di me, ecco, riflettevo anche su un'altra cosa, ecco, nelle ultime righe, proprio l'ultima pagina, Camilla scriveva: i vecchi Ravina, il nonno, nonna Edvige, nonna Miriam, mio padre, moriranno anche loro una seconda volta e per sempre, quando non ci sarà più nessuno a parlarne. Erano queste delle righe che attiravano l'attenzione di Carlo Betocchi, che le scriveva. Ecco, la lettera di Carlo Betocchi è stata pubblicata, come sapete meglio di me, in un numero di Resine dedicato interamente a Camilla, se non mi ricordo male, nel 1999, e Betocchi, a proposito di questa conclusione, diceva: questa conclusione contiene la giustificazione morale del libro.
La riflessione che facevo è questa, diciamo, la scrittura di Camilla sicuramente come scrittura per riflettere sulla vita, ma anche per sottrarre al buio, alla dimenticanza i personaggi, le figure che hanno caratterizzato la storia della sua famiglia. E nello stesso tempo questa frase, moriranno anche loro una seconda volta e per sempre quando non ci sarà più nessuno a parlarne, mi è sembrato anche che desse un senso ulteriore, una possibile spiegazione a questo nostro incontro di oggi, anche al compito che noi abbiamo. Io, se posso aggiungere una nota personale, come dire, stento ancora a pensare che non ci sia Camilla e devo dire che ogni tanto mi verrebbe da prendere il telefono e da chiamarla, ecco, perché comunque ecco, la sento molto vicina, però mi rendo anche conto che quando c'era lei noi avevamo, ecco, le sue parole scritte, i suoi libri che via uscivano, tra l'altro l'ultimo, Sazia di giorni, uscito in questi giorni, ecco, credo che per molti di noi, per tutti noi che magari hanno la sua dedica sulle edizioni precedenti, sia il primo volume appunto senza una firma, senza un piccolo ricordo da parte sua. Però appunto dicevo, avevamo le sue parole scritte, ma avevamo la sua compagnia, le sue battute, la sua ironia, i momenti di maggiore sconforto, avevamo insomma la sua voce. Oggi che questa voce c'è nel nostro ricordo, ma non c'è più, ecco, a Campale o negli altri luoghi in cui viveva, le sue pagine, la parola scritta è come se acquistasse un valore ancora più grande, ecco, come se avesse la funzione di parlare doppiamente, di parlare a voce più alta. E noi, diciamo, il compito di leggerla, di rileggerla e di farla leggere. Ecco, perché per noi Camilla sappiamo chi è stata, e per le generazioni più giovani, ecco, abbiamo un po', credo tutti, ecco, e io mi sento di avere questo compito, appunto l'impegno, il compito di farla leggere sapendo che nel momento in cui i suoi libri si aprono e quindi Camilla attraverso le parole scritte parla, ecco, noi faremo qualcosa che permetterà di non farla scomparire una seconda volta. Ecco, mi limiterei a questo, ringraziando ancora Stefano per l'invito e rimanendo collegato per ascoltare chi parlerà dopo di me. Grazie, e grazie a Giovanni Capecchi che ricordo al pubblico è stato autore di una importante monografia su Marcello Venturi e di vari studi sia su Marcello Venturi che su Camilla. Allora, ora è Vittorio Laura che interviene. L'architetto Vittorio Laura, come sanno i genovesi, è un editore particolare, ha inventato un nuovo modo, questi ottavini, di cui è arrivato al numero 125 e al 150 bisognerà appunto festeggiarlo, in cui Camilla Salvagoraggi ha contribuito più volte. Ricordo che Vittorio Laura è anche tiglietese, quindi con un'amicizia come nel volume che è stato fatto l'anno scorso, che è genealogico, insomma, attraverso le generazioni.
adesso va bene. Orribile spettacolo. Ricordo Camilla anche per la grande disponibilità che ci ha sempre spronato, me e mio padre, nel pubblicare dei libri dedicati a Tiglieto e all'Alta Valle d'Orba, e libri sulla storia, sulle fotografie, sulle cartoline, e donandoci sempre sue preziosi prefazioni. Ultimamente i contatti erano diventati sempre più frequenti grazie alla collaborazione a questi ottavini, librini di 8 pagine, editi da Editoio, a cui partecipava con entusiasmo, aprendo gli archivi di famiglia ed evocando la sua giovinezza. Io ne ho pubblicato, sono 6 gli ottavini che abbiamo pubblicato insieme. L'idea di questi librini nasce dai libretti di malaria. I libretti di malaria sono in un formato A4. Questo è un formato che a me ha sempre appassionato, però prima cosa non volevo copiarli perché sarebbe stato troppo banale, e poi li trovavo un po' esili, nel senso, con 4 pagine bastava un disegno, una fotografia o un qualcosa per esaurirli. Questi invece sono in formato A3, che con un taglio che non è un taglio distruttivo, ma bensì costruttivo, e tramite una particolare piegatura diventano, praticamente si rilegano da soli e diventano librini di 8 pagine facilmente sfogliabili. E con Camilla ne abbiamo realizzato 6. Il primo è del 2015, Stagioni di Badia, in cui sono riportate 4 poesie dedicate a Badia. Le poesie sono degli anni 70, 72, 2002. Dal commento leggo i raggi, poi Salvagoraggi, Tiglieto, la Badia. Ormai è una sola storia, elegante ed inscindibile. Camilla Salvagoraggi è una scrittrice da sempre, fin dai primi diari, uno dei quali è dedicato proprio alla Badia del 1938. E nella scrittrice vive sempre la poetessa, in una lunga consuetudine un po' segreta, perché io sono la prosa, dice lei. La poesia è emersa solo in Amica Lucertola e altre poesie, edito da Sabattelli nel 2004. Questo librino, questo ottavino, è stato stampato nel 2015. E dopo anche, ecco, lei aveva partecipato ai libretti di malaria con il numero 128, Canto di Garzone Contadino, che è del 1973, in cui è riportata una sua poesia. In questo ottavino sono riportati 2 splendidi disegni acquarellati di una Camilla 19enne, siamo nel 1943, che mostrano il portale dell'Armarium e il portale est della chiesa. Sono del tutto inediti e sorprendenti. Il disegno del portale dell'Armarium mostra una muta presenza, o meglio, un'assenza che brucia. Il portale non c'è più da anni. È stato asportato dai soliti ignoti in una notte. E quindi questi sono i 2 disegni di Camilla di questi 2 portali di Badia di Tiglieto. A questo librino nel 2016 segue Una stagione altra. Camilla Salvagoraggi, 6 poesie inedite del 2015. Qui ho un aneddoto da raccontare, nel senso che tenete presente che per fare questi librini ci vogliono 3 incontri a campare, perché primo per ritirare il testo, lo scritto, il secondo per portargli le bozze per fargliela approvare, eccetera, e poi alla fine la terza visita per consegnargli il prodotto stampato. E glielo consegno al pomeriggio, tutto bene, bene. Al mattino mi chiama e mi dice: ma dimmi un po', Vittorio, ma li hai stampati? E dico: certo, ti ho anche portati una 50ina di copie. Ah, ma perché vorrei cambiare una parola? E allora non c'è problema, e ristampiamo. Infatti è l'unico ottavino che ha 2 edizioni, una con la parola giusta e una con la parola errata. E adesso però non vi lascio vi dico qual è la parola che ha voluto cambiare. Alla fine di una poesia lei dice: la vecchiaia è un'età irrequieta, ma forse lo era anche prima. Forse inquieta sei sempre stata, da giovane e in età matura. Niente di quel che fai dura. Pensare che sia un fatto genetico ti assolve. Giustifica l'assillo, la cura ossessiva
che ti spinge a strafare. Non gli piaceva strafare e cambia, che dice pensare che sia un fatto genetico ti assolve, giustifica l'assillo, la cura ossessiva che ti spinge ad una nuova avventura. Quindi ha cambiato la parola strafare con nuova avventura. Andando oltre, e cercare di non perdere troppo tempo, il numero 3 è stampato nel 2018, è l'estate del 1938 dai diari di Camilla Salvagoraggi con Beatrice, siamo nel 38, nel luglio del 38, con Beatrice Solinas Donghi e la sua amica del cuore Paqui. Anche questo è illustrato da un disegno acquarellato dalla stessa Camilla, e poi dallo stemma dei Salvagoraggi tratto da un suo stemmario che è stato poi donato all'Archivio di Stato tramite la dottoressa Giustina Olgiati, ha avuto lei piacere di donarlo all'Archivio di Stato, e qui è riprodotto il sistema di questo suo stemmario che lei teneva molto. Poi siamo nel quarto ottavino e siamo nel 2018, Dew of the Morn. Qui magari Bacicalupo avrà qualcosa da dire sulla pronuncia, comunque rugiada del mattino. Questo è bello, sono 5 poesie in inglese di una Camilla ormai è ragazzina, e leggo dal testo da lei scritto. Potevo avere 14-15 anni, leggevo libri inglesi, scrivevo racconti, poesie, sempre in inglese. Ci vollero anni prima che cominciassi a scrivere in italiano, e francamente quelle prime prove lette oggi mi sembrano risibili. Invece in inglese andavo forte, tant'è vero che una di quelle poesie, mandata ad un concorso indetto da una rivista per ragazzine, non solo venne accettata, ma addirittura considerata degna di venire musicata. Esatto. Questo scriveva lei, però. Ecco. Questo siamo nel 2018, il suo. Esatto. Perché è scritto da lei. Figuratevi, e quindi diceva che vince questo concorso, figuratevi la mia gioia, se non che, ironia della sorte, la notizia mi arrivò il mattino del 10 giugno del 1940, mentre Mussolini dal balcone di Piazza Venezia annunciava la nostra entrata in guerra. Di quella poesia, come di quella rivista, non seppi naturalmente più niente. Ora un amico un po' incosciente me l'ha fatta tirare fuori dal cassetto, ed eccola qui insieme a qualche altra delle meno peggio. Sono ballattelle ispirate a certi racconti che oggi potrebbero definirsi fantasy, di cui mi pascevo. Mi ritroverete in queste ballate ora nei panni di un cantastorie, Penny Piper, ora di una fanciulla innamorata. Niente di autobiografico comunque, pura fantasia. Attenuante, i miei 14-15 anni. Poi passano qualche anno, siamo nel 21. Questo ha voluto fare la signora Pia, marchesa di Campale, perché c'è una piccola cappellina vicino al santuario delle Rocche a Dolbicella. Difatti eravamo andati insieme a fotografarla, e essenzialmente parla di una lapide dentro questa cappellina, datata del 1959, che recita così questa lapide. La signora Pia, marchesa di Campale, ha regalato questo terreno della cappella e 1 metro tutto intorno a Pesce Pietro di San Luca. E qui lei scrive, e qui entro in scena io, nel senso che sarei io la signora Pia alla quale un imprecisato giorno del 1949 il Pesce Pietro sarebbe venuto a chiedermi l'appezzamento di terreno necessario per la cappellina. Purtroppo non ricordo niente di quel giorno, né del Pesce Pietro, che faccia avesse, se fosse giovane o vecchio. Per ricordare l'evento devo starmene alle sue parole. Grata di essere stata ricordata da lui e del signora Pia, con cui mi descrive, anche se mi chiamo Camilla, e quanto a Pia è tutto da vedere.
ma trovo che sia una bella storia, un po' la De Amicis, buone intenzioni e buoni sentimenti. Per concludere, adesso presento l'ultimo Tavino. L'ultimo Tavino, c'è una storia un po' così. Mi chiama e mi dice: Vittorio, ti ho preparato un ottavino, vieni a prenderlo. Allora io dico: sì, sicuramente vengo, ma dimmi, era prima di Pasqua, e mi dice, e dico: sì, allora guarda, vengo sabato prima di Pasqua, e la settimana prima di Pasqua, e vengo a prenderlo. E gli chiedo al telefono: ma di che cosa parla, di cosa tratta? Ah, non te lo dico, così vieni a prenderlo, sarà una sorpresa. 2 giorni dopo manca. E allora al funerale, grazie alla Cinzia Robiano, le chiedo, gli dico: guarda che molto probabilmente, se vai tramite i nipoti, di cui ringrazio, la Giuliana, la Gabriella e Marcello Venturi, se andate sulla scrivania sicuramente c'è un testo a me dedicato, o perlomeno che dovevo ritirare. E il testo si chiama Il viale dei platani. È il suo ultimo testo. Era ancora in bozza, scritto al computer con caratteri grandi e con qualche errore di battitura, qualche ripetizione. Qui devo ringraziare Pippo Marcenaro, perché io non avevo coraggio di metterci mano, che me l'ha riletto, me l'ha inquadrato, e adesso è qua. Per voi vi leggo solo l'incipit, così almeno poi ve lo leggete con calma e con tranquillità. Li ho contati, 30, sono i platani del viale. Era la mia passeggiata preferita, e ancora lo è, nonostante il mio passo non sia più quello di un tempo. Il viale pianeggiante, in estate ombroso, in inverno tiepido e assolato. Bassi, tozzi, nudi, niente di grandioso, se non l'innegabile fatto che i platani formino un viale. Il viale dei platani echeggia quasi solenne. Si sarebbe portati a immaginarlo guidare verso qualcosa di grandioso. E invece non conduce a niente. Grazie. Comunque, me l'ho portato, sono qui a disposizione per voi. E questi sono per la biblioteca. E basta. Per chi è intervenuto gli ho portato anche tutti i 6 libretti, e quindi ve li faccio avere. Grazie, e grazie a Vittorio Laura di questo ricordo editoriale e di questa primizia, che ci porta anche appunto a ricordare che appunto abbiamo 2 assenti, che sono uno giusto Giuseppe Marcenaro, che non può intervenire, e Silvia Agnonato, entrambi appunto per ragioni di salute non possono essere presenti. E quindi do la parola a Beppe Manzitti. Sì. E Silvia Agnonato. Ecco. Uso la stessa formula che ho usato Giorgio. Non posso che sedermi. Scusatemi. Allora, la raccomandazione era di leggere qualche brano. Io leggo dei frammenti di brano e comincio così. Camilla, nel suo libro La Quinta Età, pubblicato nel 2019, aveva posto in epigrafe questa frase di Marco Aurelio: tra un poco non ricorderò più niente, e tra un poco ancora nessuno più si ricorderà di me. Camilla si è proprio sbagliata, e oggi siamo qui per ricordarla con affetto e rimpianto per le cose preziose che ci ha donato con le sue opere, con la sua ospitale generosità quando ci accoglieva a Campale, così come non potremo mai dimenticare il suo volto sereno e sorridente. Serenità che ha conservato anche dopo la dolorosa operazione al femore. E ci ha lasciato in eredità
questo suo ultimo libro, intriso di dolore, è vero, come quando scrive, e sono sue parole, cito, vivo una non vita, subisco cose che non mi riguardano, stento a rendermi conto di esistere, di avere un passato e un presente. Ma anche in questo passaggio difficile della sua esistenza vive il suo presente quasi con ironico distacco, quando parla, ad esempio, della volgarità delle infermiere e poi aggiunge il pannolone, niente di più umiliante. Ma poi, più avanti, negli altri capitoli, Camilla ritrova se stessa, le sue passioni, le sue curiosità, quando nei capitoli successivi ci parla della lingua parlata e scritta, degli animali, dei fiori, ma anche della moda, dei cantautori e del fastidio che le dava certa pubblicità televisiva. E aggiunge, paradossalmente mi ritrovo a fare progetti. Ma cosa ti viene in mente? Tra poco avrai 100 anni, ammesso che tu ci arrivi. Camilla ci ha lasciato il 6 aprile. Nel libro a lei dedicato, ti ricordi, no Stefano? Le scrissi una lettera. Il mio contributo era sotto forma di lettera, dove le chiedevo che cosa significasse la quinta età e come fosse possibile raggiungerla. Ora, attraverso questa sua ultima testimonianza, ho capito tutto di lei, della vita e dell'esistenza. Oggi è il 5 dicembre e da allora ho ripreso in mano il suo libro, La quinta età, e cito un brano che è questo, che è un brano luminoso, pieno di luce, dove si parla anche di una chiesa, di fiori e di colori. La chiesa si stagliava contro il cielo chiaro di quel mattino di luglio, con una luminosità che aveva qualcosa di irreale. Era una vecchia chiesa dalla facciata a righe gialle e rosse, come la maggior parte delle chiese liguri, in riva al mare. Il tempo aveva ridotto quei colori a una patina quasi uniforme e aveva il rosso di certi tramonti infuocati e l'arancio stinto delle cappuccine che correvano sui muri. Fra gli ulivi che fiancheggiavano la chiesa c'era un gran bisbigliare e ogni tanto un volo di passerotti impazziti che volavano di ramo in ramo per terra, lunghe ombre sbiadite si stendevano sul selciato. Grazie Camilla. Grazie a Beppe per essere tornato su questi appunti, appunto, e sulla dimensione della luminosità, nonostante appunto il procedere verso il dopo e verso il dopo di me, che appunto, come ci ricordava Capecchi, Camilla ha sempre sentito incombente per tutta la sua vita. E ora abbiamo i nostri ultimi 3 interventi che concludono la nostra serata. Cinzia Robbiano, che viene da Ovade, è stata legata a Camilla da una frequentazione, una consuetudine il gruppo delle letture della domenica, degli incontri le ragazze della domenica, appunto, che frequentava e a cui do molto piacere alla parola. Ringrazio Stefano di avermi invitato e ringrazio soprattutto l'editore Ezio Quarantelli di aver scelto una mia foto per la copertina del libro. Di foto a Camilla ne ho fatte tante, tantissime.
in diverse occasioni, nei tanti pomeriggi che abbiamo trascorso insieme, ma questa mi sembra particolarmente significativa perché in questa foto Camilla sta leggendo un diario di lei bambina. Il racconto parte nel mese di maggio del 1934. Racconta di aver assistito alla partenza del piroscafo tedesco il Milwaukee, addobbato di lampadine multicolori, di aver accompagnato il fratello in partenza per l'America sull'Excalibur, dove ha pranzato e preso il tè, e conclude dicendo: mi piacerebbe tanto viaggiare. Racconta dei tanti film visti con i genitori al cinema di Oniso, all'Olimpia, al Sivori, del Varietal Augustus. Dei libri letti, soprattutto in inglese, delle lezioni di francese e inglese, del giornalino Fido che si fa da sola, scrivendone gli articoli e stampandolo con un poligrafo. Racconta degli amici, Pupa, Pasqualina, Nena, Battino, Giorgio, con i quali dice: abbiamo fatto il cinema, ho giocato alla settimana, ai fiori, a Cucin Cucetta e a tanti altri giochi. Delle partite dei mondiali, quelle giocate allo stadio di Marassi, alle quali ha assistito insieme al padre e di cui fa una sintetica cronaca notando i risultati, compiacendosi della vittoria dell'Italia. Del giugno genovese, fatto di tuoni, lampi e poi all'improvviso il sole, del villaggio balneare, un'esposizione industriale, di cui in internet si trovano le foto, dove si alternavano zone espositive, commerciali, attrazioni e divertimenti, e dove scrive di essersi molto divertita. Ci sono poi le visite alle tenute del Cerreto e di Campale. Di Campale dice che è molto bella, racconta del biliardo, della libreria, di un pianoforte e di tanti oggetti cinesi. È estasiata dalla bellezza dei campi che sembrano d'oro dal tanto grano che c'è. Questo volume, il numero 6, di cui mi aveva regalato una copia, si conclude con una serie di buoni propositi per il nuovo anno, sentendo, come scrive, salire dalla coscienza alcuni rimproveri. Insomma, è il ritratto di una bambina socievole, curiosa, cresciuta in un ambiente indubbiamente stimolante dal punto di vista culturale, sensibile. Una bambina che guarda al mondo e alle cose con meraviglia. Meraviglia che si è trasformata in energia, sensibilità, uno sguardo molto più ampio, un'abitudine felice. Quella capacità di guardare alle cose che Camilla ha conservato sino all'ultimo, anche con poca vista e poco udito. Se dobbiamo, e in questo caso cito anche il mio compagno che con me ha vissuto tanti di questi momenti, se dobbiamo esprimere un sentimento per la scomparsa di Camilla, credo sia la nostalgia, un insieme di ricordi, luoghi, emozioni che tornano regolarmente a farci compagnia, che ci accompagnano nel presente, il tempo che nonostante si sia occupata del passato per molto tempo, ha saputo vivere con pienezza. Grazie. Grazie a Cinzia e Rubiano per questo ricordo, per aver svelato appunto anche la cosa della foto della copertina, dove c'è questa vegliarda quasi centenaria che legge questo quaderno di una bambina che ha 10 anni, perché i mondiali italiani sono quelli del 34, quindi diciamo sono quasi 90 anni di scrittura, che credo sia anche una cosa da record praticamente, perché da quando lei era appunto ancora appunto una bambina. Grazie tante e ora appunto Maria Stella Rollandi, che interviene in qualche modo a nome del Dipartimento dell'Antico Istituto di Storia Economica, penso, dove appunto Camilla ha avuto tanti rapporti, a partire dal rapporto con Giorgio Doria e poi con la nostra past president Paola Massa, con cui ha avuto anche ha conferito vari documenti che il Dipartimento ha custodito, digitalizzato e valorizzato in questi anni. Nel 1970 Camilla Salvago Raggi ha concesso in comodato gratuito quello che allora
Allora, nel 70, dicevo, Camilla Salvago Raggi ha concesso in comodato gratuito a quello che era allora l'Istituto di Storia Economica l'archivio della sua famiglia. Le carte versate coprono un arco temporale che va dal XIV al XX secolo. Ci sono quasi 150 scatole in cui sono conservate pergamene, registri, copialettere, contratti di varia natura, documenti molto interessanti e, come dire, ghiotti per uno studioso. È materiale vario, è materiale eterogeneo ed è la testimonianza dell'attività di una famiglia che nel tempo si è venuta formando riunendo sostanzialmente 3 diversi ceppi familiari. Come la stessa Camilla ha raccontato, lei ha letto lungamente, con gusto e avidità, le carte di famiglia. Questi documenti l'hanno messa in contatto con il passato, il suo passato familiare, e forse le hanno anche permesso di vedere con occhi nuovi o diversi le tracce lasciate da chi prima di lei ha costruito il casato cui appartiene. Quando ha fatto questo versamento non ha in realtà dato tutti i documenti, ne ha tenuto una parte presso di sé a Campale e ha continuato ad attingere a questi. E quando è venuta meno l'ispirazione che questi documenti le potevano dare, li ha ancora nuovamente dati all'archivio conservato presso l'attuale Dipartimento di Economia. È il motivo per cui Paola Massa ed io, più volte, di ritorno da Campale, dove eravamo stati a trovarla in maniera, come potete tutti immaginare, piacevole, siamo tornate a Genova con delle borsate di documenti che abbiamo di nuovo collocato nell'archivio. Dunque, il versamento dei documenti fatto da Camilla Salvago Raggi ha un doppio significato, legato non solo alla sua cultura e alla sua generosità, ma anche alla conoscenza e alla piena consapevolezza del valore storico di quelle carte con cui ha avuto spesso contatto diretto. E proprio leggendo un inventario del 1662, l'autrice ha scritto Il Magnifico Leonardo, pubblicato nel 2006. Leonardo è magnifico per ruolo sociale, ma certo non è una straordinaria persona. Come scrive Camilla proprio alla fine di questo piccolo libro, e allora mi piace averlo ricordato, questo Leonardo che sarà stato sì un magnifico, ma un magnifico signor nessuno, vale a dire un uomo come tanti, del quale non avrei neanche sospettato l'esistenza se non avessi letto il suo nome su quell'inventario. E conclude, ma tanto basta, tanto è bastato a me per farci su una storia. E questo magnifico Leonardo è ricco, molto ricco, come si confà a un componente del patriziato genovese, e anche egli ama provare i piaceri dell'inventario, come scrive nel testo Camilla. Perché erano poi i piaceri del proprietario che finalmente sa di quanto dispone e magari scopre che è più di quanto immaginasse, cioè espresso in maniera ancora più particolare a pagina 67. Leonardo acquista degli arazzi, fa un affare, fenomeno assolutamente stupefacente, perché lui sa di essere un uomo di poca capacità imprenditoriale e affaristica. Suo padre Carlo invece sì, era davvero un uomo capace. Suo padre sì, e qui sto leggendo, aveva il senso degli affari, però teneva tutto per sé. A lui non ha trasmesso altro che quell'inventario. Per cui, se ora torna su quelle pagine, vorrebbe solo fermarsi sulle voci concrete che indicano cose note di uso quotidiano. Di fronte a quelle astratte, subito si perde d'animo. Redditi, censi, tributi, un dare e avere in cui,
sapesse leggervi, c'è tutta la storia della sua famiglia, dei suoi commerci con l'Oriente, con la Spagna, con le Fiandre, ma lui vede solo i numeri, si sofferma sulle sfilze di Maravedis investiti in porti secchi di Castiglia, di Menda, di Granada, e gli sembrano un'enormità, finché il notaio gli spiega che in realtà sono cifre irrisorie. Dai tempi di Gio Stefano Doria i redditi con la Spagna si sono vanificati e sui porti secchi da esigere, sempre espressi in Maravedis, meglio non farci troppo conto. E più avanti, perché troppo sono le cose oltre i Maravedis che lo intrigano, sempre si intende Leonardo. Per esempio, cosa saranno precisamente i Panduri? Parte dell'eredità del prozio Gio Stefano Doria consisteva in una foresta di Panduri posta in Calabria, Regno di Napoli, ma quel che fossero proprio non lo sapeva, solo che erano piante esotiche, ma la loro provenienza, le Americhe, le Indie orientali, e servivano appunto a che cosa precisamente? Corrugava la fronte e la sua irritazione cresceva. Gli seccava ammettere di avere sottoscritto cose delle quali oggi gli sembrava di non saper nulla. Dunque Camilla Salvago Raggi fa parlare le carte, i documenti redatti in un passato anche lontano che lei vive e rivive. Legge i segni documentali per arrivare alla persona e alla sua storia, ma non solo, perché anche in questo piccolo libro, grazie alla sua abilità e alla sua conoscenza, colloca il tutto, e quindi lo stesso magnifico Leonardo, nella città e nelle sue relazioni politiche e sociali. Grazie appunto, perché appunto riuscire appunto anche a scrivere sulla base di inventari economici è una delle tante risorse di questa nostra amica, di cui la giornata in questo corale che abbiamo fatto ha, mi pare, designato appunto le varie gamme, no? Dalla memorialista improprio alla memorialista familiare, genealogica, la viaggiatrice nel tempo, la scrittrice occasionale in versi, appunto la ragazza durante la guerra. E ora conclude Pierantonio Zanoni, giornalista, che è amico di famiglia di Marcello e Camilla. Vi ricordo tra gli organizzatori del premio Rapallo Carige, che quando si chiamava ancora così, anche con Francesco De Nicola, che Camilla appunto per la donna scrittrice appunto vinse vari anni fa. Prego. Sì, grazie, buonasera. Ma io vorrei concludere con un riferimento breve, con 3 piccoli frammenti brevi, tratti dal libro Volevo morire a 20 anni del 2017, 3 frammenti che sono riferiti al suo rapporto, al rapporto di Camilla con la vecchiaia. Diciamo pure la parola vecchiaia, oggi è un po' desueta, non si vuole neppure pronunciare. Al mondo di oggi si cerca sempre di ritardarla, intanto la si nega addirittura, no? Si parla, una volta si diceva, lo dice la stessa Camilla, une femme de 30 ans, una donna di 30 anni, oggi si dice una ragazza di 40 anni. Ho visto io di recente, no, proprio sono rimasto colpito, c'era un avviso vicino a un supermercato, c'era scritto ragazza di 40 anni offresi per lavori domestici. Ragazza di 40 anni, complimenti, per carità, ecco, niente da dire, ecco, vabbè, è così. E la stessa Camilla dice che quando era giovane, riferendosi a sua madre, diceva una vecchia di 60 anni, a lei sembrava veramente vecchia. Oggi sarebbe impossibile dire una cosa simile, no? A 60 anni una donna si sente ancora, tant'è vero che lei dice le 60 anni di oggi, quando scriveva questo libro, si vestono come le loro figlie. È cambiato tutto quanto, ormai è cambiato proprio il modo di concepire anche la vita, e forse da una parte è meglio così. Quello che è un po' particolare è che oggi si tende anche a rallentare la vecchiaia, si dice così, non rallentare, a bloccarla se possibile, i trattamenti del viso, il lifting, il massimo direi, no? Tante volte addirittura con degli effetti che sono il contrario di quelli che si vorrebbe ottenere. Lei invece ha avuto un rapporto che definisce privilegiato con la vecchiaia,
È stato un periodo sereno, produttivo, iperproduttivo, quello che è stato molto importante. Chi l'avrebbe mai immaginato che tra gli 80, i 90 e oltre anni lei sarebbe arrivata a pubblicare tanti libri come è successo, come sta ancora accadendo, perché l'ultimo è stato pubblicato adesso ancora. Quindi fino alla fine della sua vita ha avuto diciamo, il privilegio di poter essere produttiva e fare quello che gli piaceva. Io una volta, 2 o 3 anni fa, mi sembra, in una telefonata, quando lei continuava a dirmi che voleva terminare un libro al più presto per cominciarne un altro, devo terminare al più presto, voglio cominciarne un altro. Dico, ma non sarebbe il caso forse che ti riposassi un momento, lasciare perdere, così ho pensato istintivamente. Mi dice, guai, ci mancherebbe altro. Io voglio continuare, ho tante cose da dire, voglio andare avanti così, dice. E da quando è mancato Marcello ancora di più. E in effetti, in un libro precedente a questo, lei scrisse che la grande scommessa vinta nella sua vita è stata una sola, e quella di aver sposato il figlio di un capostazione, no? Così aveva detto. E quindi è chiaro che mancando Marcello per lei c'è stato un vuoto intorno a sé. Questo vuoto l'ha riempito, giusto, con la sua iperattività, con le pubblicazioni che sono arrivate fino alla fine. Ha avuto fortuna perché il fisico gliel'ha permesso. Questo succede anche invecchiando se il fisico rimane. Certamente se a un certo punto subentra una malattia invalidante, purtroppo questo non può capitare. Lei ha avuto la fortuna di arrivare fino alla fine così, in un certo modo. Ebbene, vi leggo questi pochissimi, direi, frammenti che riguardano proprio la vecchiaia, il suo rapporto. Vecchiaia dice ergo morte, certo un tema chiama l'altro. E allora non si deve parlarne? Ma la morte è qualcosa di inevitabile, va accettata. Si nasce, si muore, tocca a tutti. Comunque, la vecchiaia e la morte sono argomenti che mi affascinano. E ancora, voglio ricordare che la vecchiaia non è solo grinze e pelle floscia. Si può avere voglia di coccole e tenerezza per non sentirsi così vecchi e ormai incapaci di piacere a qualcuno. Il corpo di una vecchia può nascondere un cuore giovane con pulsioni e goffaggini tipici della gioventù, guai però a esibirli. Non c'è niente di più patetico, ridicolo, di vecchie che adottano atteggiamenti o linguaggio giovanilistici. La vecchiaia va portata con dignità. Vecchiaia è una parola brutale, e comunque c'è vecchiaia, vecchiaia. La mia, grazie al cielo, è felice e la godo con tutti i miei sensi, a meno che, incrocio le dita, da un momento all'altro la quarta età non riprenda con tutte le sue implicazioni negative, cadute, Alzheimer, demenza senile, eccetera, le sue caratteristiche di vecchiaia tout court. Poi ancora, scusate, una mano, cerco di arrivarci, ecco qua. So essere obiettiva e accetto il mio deterioramento per evitare il quale mi vanto di non avere mai mosso un dito, le rughe, le grinze. La Magnani rifiutò una plastica dicendo «Ho messo 50 anni per farmele venire», parlava delle rughe, «volete che me le tolga?» O qualcosa del genere. D'accordo, lei era la Magnani, poteva permetterselo, ma a me cosa importa? Da tanto tempo ormai ho smesso di truccarmi, è una seccatura. C'è il rischio di calcare troppo con fondotinta. Quanto all'ombretto, non lo usavo nemmeno da giovane. Al più, una passata di cipria sul naso per eliminare l'effetto luccichio. Ma quanto al resto, non mi va di apparire sciatta, però ho perso molto interesse ai vestiti. Ci vuole tempo e fantasia e al momento il mio tempo lo dedico tutto a quel che scrivo. Sono stata viziata dalla vita, non da sempre, sicuramente da Marcello in poi. Eravamo giovani, siamo invecchiati insieme, felicemente fino alla sua malattia, cauticamente durante e dopo, e l'insorgere di una inaspettata, altrettanto misericordiosa, superattività. E non dovrei dire grazie per questo? La mia indipendenza mi ha salvato, privilegiata oltre che viziata. Ed è stata privilegiata, a mio avviso, qui concludo, anche in un suo desiderio che ha espresso proprio in questo libro, e penso l'abbia espresso altre volte. Prima si è parlato di un viale, il viale dei platani, qui parla anche di un viale dei tigli. Era un desiderio che aveva ed è stata veramente in un certo modo ascoltata, anche in questo desiderio che si è potuto realizzare, ascoltate, e ho terminato. A proposito di funerali,
Vorrei tanto che il mio avvenisse in una stagione decente, intermedia, per dare morendo meno disturbo possibile. Non d'estate dunque, perché col sole il viale del santuario, che è la mia parrocchia, è arduo. D'inverno, se è nevicato o se c'è del ghiaccio, anche pericoloso. Mi piacerebbe la mezza stagione, magari quando gli alberi cominciano a mettere le foglie. Lungo il viale ci sono i tigli e i tigli profumano. Respirare quel profumo allevia la fatica e per chi mi ha voluto bene, il dolore. Davvero, morire non è una cosa semplice. Bene, è stata privilegiata anche in questo. Grazie Pier Antonio, anche proprio per questa ultima citazione davvero sorprendente, e quando gli scrittori, la scrittura anticipa la realtà è piuttosto impressionante. Bene, io ringrazio tutti i partecipanti, come diceva Nunzio Filogamo, gli amici vicini e lontani, e ringrazio appunto i nipoti Giuliana Venturi e Gabriella che ci segue da lontano e Marcello Venturi che sono qui con noi. E niente, appunto, l'Accademia aspetta appunto un breve contributo di chi ha parlato e penso poi che continueremo a ricordare Camilla, appunto, tanto ora le organizzazioni per il centenario sono vicine in qualche modo, il 24 è fra un anno e mezzo e dovremo appunto pensare a qualcosa. Grazie a tutti.